Una dote di 87 miliardi di euro di potenziali investimenti per gli enti locali, che saranno tra i protagonisti della modernizzazione del Paese accanto alle imprese, parte integrante e destinatarie delle scelte politiche istituzionali. Per capire meglio l'impatto del PNRR nei territori, proseguiamo nella presentazione dei contributi realizzati da Confartigianato e Imprese Vicenza nel corso dell'incontro di approfondimento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rivolto anche ai sindaci e agli amministratori locali. A delineare il contesto politico che dovrà gestire la destinazione delle risorse a disposizione è intervenuto Paolo Feltrin, esperto e già docente all'Università di Trieste. Partiamo da un fatto: tutti sanno ormai che i miliardi sono 221,5 e che vanno spesi entro il 2026, 13 miliardi nel 2021, quindi più o meno 40 miliardi l'anno da spendere. Si tratta di una cifra spropositata, che non ha nulla a che vedere con le finanziarie, con niente, eccetera. Ha una struttura di comando iperverticale, comanda tutto il Presidente del Consiglio, punto e a capo, con una cabina di regia, una segreteria tecnica e poi il coordinamento da parte del Ministero del Tesoro. Questo permetterà di superare, almeno in teoria, qualsiasi blocco, ostacolo, impedimento, dissenso, eccetera, attraverso poteri sostitutivi e commissariamenti ad acta. Questa è più o meno la struttura di governo. Tutte le decisioni verranno prese dai ministeri nazionali e poi per la parte attuativa regioni, province, comuni, enti locali di qualsiasi tipo e genere per la parte attuativa. Determinante nell'assegnazione degli investimenti sarà la capacità delle singole amministrazioni locali di portare sul tavolo della discussione progetti concreti, realizzabili e competitivi a livello nazionale. Il punto è questo. Primo, bisogna avere idee. Senza idee non si va da nessuna parte, cioè idee cantierabili, progetti, eccetera. Chiunque ha idee può riuscire ad essere ente attuatore, cioè può prendere o dal Ministero, o dalla Regione, o dal Comune l'attuazione di un determinato progetto a seconda. Quindi la domanda è: ci sono le idee? Non lo so. Se non ci sono, bisogna mettere subito qualcuno a fare unità di progetti. Il soggetto ideale dal punto di vista degli enti locali è la provincia, cioè un livello sovracomunale che fa unità di progetto e realizza, e coordina, eccetera. Poi c'è il livello della regione, no? Che dovrebbe coordinare le province, essere a sua volta un ente attuatore e soprattutto fare lobby e portare a casa finanziamenti a Roma. Quanto sarà brava la Regione Veneto lo vedremo solo a fine percorso, nel 2027, quando tireremo le somme e faremo le percentuali, quanti soldi sono arrivati in Veneto. Per massimizzare, perché ognuno fa il suo gioco, quindi l'Emilia fa il suo gioco, la Lombardia fa il suo gioco, il Piemonte fa il suo gioco, eccetera, eccetera. Per fare il gioco bisogna essere capaci di incidere a Roma. E quindi si tratta di vedere come comuni, provincia e regione riusciranno a coordinarsi per riuscire ad avere progetti buoni, cantierabili, con un'efficace lobbying su Roma. Progettualità di intesa su obiettivi comuni tra enti diversi sono quelle promosse dalla Regione Veneto attraverso il proprio piano di ripresa e resilienza, come ha affermato Michele Pelloso, dirigente della Segreteria Generale della Programmazione. La Regione del Veneto ha approvato a metà novembre il proprio piano di ripresa e resilienza, che rappresenta una base di progettualità. Sono 155 progetti raggruppati in 13 macro progetti che rappresentano appunto la base per presentare proposte e idee nel momento in cui il piano nazionale di ripresa e resilienza verrà attuato e quindi ci saranno le linee di finanziamento. I 13 macro progetti coinvolgono il tessuto produttivo in termini di digitalizzazione, di green, di infrastrutture, insomma coprono tutte quelle tematiche di sanità che permettono al Veneto di traguardare i prossimi anni in maniera importante. Le province possono dunque costituire uno snodo centrale nell'attuazione del PNRR, portando avanti progettualità del e nel territorio.
può il singolo piccolo comune fare tutto? E se non può farlo, qual è il livello sovracomunale esistente? Perché non possiamo inventarci qualcosa di nuovo dalla sera alla mattina che si metta a lavorare, no? L'unica cosa che io vedo sono le province. D'altro canto, dopo il mancato referendum, la bocciatura del referendum Renzi del 2016, le province sono ancora organo costituzionale. Allora, finché non le si elimina, non vedo perché non utilizzare il livello provinciale.